Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 19 aprile, sabato prefestivo, per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti davvero i fronti aperti che ci porteranno in ogni angolo del Veneto. Chiaramente torneremo a parlare della tragedia di Valdagno, del maltempo che ha colpito soprattutto nella zona del Vicentino. Lo faremo collegandoci con Daniele Garbin, con tutti gli aggiornamenti del caso anche sul fronte giudiziario, perché la Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, relativamente ovviamente alla morte di padre e figlio nella voragine che si è creata sul ponte dei Nori proprio a Valdagno. Poi andremo a Padova, vi racconteremo di un sequestro record, pensate 100 kg di droga. Ci collegheremo con Valentina Visentin e con la squadra mobile patavina. Però la cronaca ci impone di andare subito a Santa Lucia di Piave dalla nostra Edi Caliman, Edi che si trova con Tommaso Migot per un fatto di cronaca che nel corso delle ore ha acquisito un peso specifico, ma ci racconta tutto Edi. Buongiorno. Cristian, buongiorno. Come hai detto tu, siamo a Santa Lucia di Piave, esattamente come ci dice il cartello nascosto in questo momento dalla vegetazione. Siamo nella frazione di Sarano, dove ieri sera, anzi per dirla tutta, erano le prime ore di questa mattina, erano circa le 5:20 di questa mattina nella strada provinciale 47 che da sostanzialmente Mareno di Piave porta verso il centro di Conegliano. È scattato l'inseguimento di una Fiat Punto, risultata poi rubata. Un mancato stop all'ALT dei carabinieri che ha poi comportato appunto questo breve inseguimento, finito proprio qui dove adesso ci rechiamo. Un'auto che era guidata da un cittadino di origine senegalese di 32 anni è finita contro questo muro di cinta. Tommaso mi aiuta con le immagini. Una corsa che è proprio finita in questo punto. L'auto proveniva da San Vendemmiano e si è schiantata contro questo muretto nel tentativo proprio di sfuggire all'auto dei militari dell'Arma, che hanno poi ovviamente fermato il giovane. Due erano i passeggeri dell'auto, uno è scappato a piedi, è stato, secondo le prime ricostruzioni, inseguito proprio dai militari e catturato, mentre il 32enne che era alla guida, era rimasto incastrato tra le lamiere, ovviamente è stato in questo momento deferito in stato di libertà, perché devi sapere, Cristian, non si tratta di una persona nuova, è una persona già ben nota alle forze dell'ordine, ma soprattutto ben nota proprio ai cittadini e alle cittadine di Conegliano e le zone limitrofe. Si tratta infatti del 32enne che solo pochi giorni fa era stato arrestato in flagranza per furto ai danni di un ristorante giapponese proprio di Conegliano, dove aveva sottratto denaro e dei dispositivi elettronici prima di essere bloccato proprio dagli stessi carabinieri. Proseguono intanto le indagini per eventuali e ulteriori responsabilità. L'uomo infatti era accusato anche di altri furti avvenuti nel territorio sempre di Conegliano, pare per dei monopattini. Vediamo le immagini di copertura, se la regia le sta mandando in onda, di appunto l'entrata di questo uomo, il 32enne, ricordiamo, nell'esercizio nel ristorante giapponese. È stato adesso deferito nuovamente in stato di libertà dai carabinieri. Ovviamente per ora non ci sono novità, sappiamo solo che ovviamente, vedendo anche l'entità dello schianto che resta questa mattina in questa zona, siamo appunto all'incrocio tra via Risorgimento e la provinciale 47 che porta verso il centro di Conegliano, lo ricordiamo.
Il 32enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e anche di un'ambulanza del SUEM 118. Trasferito in ospedale, è in prognosi riservata, ha riportato delle gravi ferite, non sarebbe attualmente, secondo quanto apprendiamo fino a questo momento, in pericolo di vita, ma non di poco conto appunto le ferite riportate. Cristian, ulteriori aggiornamenti ovviamente nei telegiornali di questa sera. Noi facciamo vedere la via dove abbiamo provato a suonare qualche campanello per capire se qualcuno avesse sentito qualche voce, qualche particolare di questa vicenda nelle prime ore della mattinata. Abbiamo per ora ottenuto solo esito negativo, nessuno pare infatti abitare qui stabilmente. Cristian con Tommaso Migot per il momento da Santa Lucia di Piave, vicino proprio a 2 passi da Conegliano. Ti restituisco la linea. Grazie Edi, grazie a te e Tommaso Migot. Insomma, una vicenda che fa riflettere anche, e a 4 anni di distanza, come fa riflettere anche quest'altra storia, a 4 anni di distanza dall'attentato omicidio di Marta Novella a Marocco di Mogliano Veneto, il suo giovane aggressore è finito di nuovo nei guai, questa volta in Inghilterra, dove ora abita stabilmente con la madre. Nel 2021 il ragazzo appena quindicenne, lo ricorderete, accoltellò Marta Novello con 23 fendenti, un episodio che sconvolse non solo Mogliano Veneto ma l'Italia intera. Lo scorso 2 gennaio è stato nuovamente arrestato questo giovane, lo si apprende solo in queste ore. Era stato infatti fermato alla guida di un'auto senza patente né assicurazione. Il ragazzo oggi ha 19 anni, ha tentato la fuga dalla polizia, è stato condannato a una multa e a un risarcimento economico. Durante il processo alla Croydon Magistrates Court il suo avvocato ha parlato di un passato turbolento in Italia, senza però citare l'aggressione a Marta Novello. Ha spiegato che il ragazzo oggi lavora in cucina in un ristorante ed è seguito da un assistente sociale, ma secondo il legale della famiglia Novello la nuova condanna conferma la sua pericolosità. Non avendo subito conseguenze vere, non ha mai compreso la gravità dei suoi gesti, le prime dichiarazioni del legale. Sempre per la cronaca ci spostiamo in laguna, una barca a vela di circa 8,5 metri con 4 persone a bordo in difficoltà a circa 16 miglia nautiche al largo delle coste veneziane a causa di un'avaria al timone. È stata portata in salvo nella serata di ieri dalla Guardia Costiera di Venezia. La sala operativa della Capitaneria di Porto, allertata intorno alle 17:15, ha attivato le procedure di soccorso, disponendo l'uscita della motovedetta che ha raggiunto il punto dell'emergenza, prestando assistenza e accertando le buone condizioni di salute dell'equipaggio. È stato poi richiesto il supporto di un peschereccio in navigazione nelle vicinanze, al quale è stato affidato il rimorchio dell'imbarcazione in difficoltà verso il porto più vicino. Siamo pronti, lo vedo nell'inquadratura, siamo pronti a ritornare sul maltempo che ha sconvolto Vicenza, la Valle del Lagno, in particolare la tragedia sul Ponte dei Nori. Vedo Daniele Garbina, Valdagno con Simone Squarcina. Ritorniamo quindi sul fronte più caldo delle ultime ore. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. È proprio una mattinata molto triste. Siamo in via Grandi al numero 22 alle mie spalle, l'abitazione della coppia di padre e figlio che sono morti. Coppia, ricordiamo, Leone Nardon, 64 anni, e figlio Francesco, 21, che sono stati inghiottiti nella voragine del Ponte di Nori, come dicevi, la notte scorsa durante una piena del fiume Agno che ha aperto una voragine, e i due, che sembra fossero all'interno dell'automobile, che si recavano per prestare aiuto, perché comunque ricordiamo erano molto attivi anche per quanto riguarda la protezione civile, e in realtà a un certo punto sono spariti nel vuoto, proprio precipitando con la loro automobile. Ecco, noi abbiamo provato a suonare, a parlare con i familiari che al momento non rispondono, ovviamente fa parte anche questo del nostro lavoro, rispettiamo anche il silenzio, ecco, anche i vicini non parlano, anche per rispetto. In questo momento c'è
una sospensione del tempo, l'amarezza e soprattutto anche l'attesa, perché si parla a questo punto dell'inchiesta che si è aperta. Ricordiamo che la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo con l'accusa di omicidio plurimo colposo a carico di ignoti, e ora sarà il momento proprio di riuscire a fare luce su questo evento che per quanto accidentale, insomma, è una cosa che proprio non si era mai vista, con le testimonianze e la gravità, insomma, di un evento simile, di una struttura che sembrava in grado di reggere i carichi pesanti, ma la mole d'acqua, come ci hanno testimoniato molte persone, anche prima siamo stati proprio in zona, ci hanno detto che proprio non si era mai vista, e questo ha fatto crollare una struttura che, ricordiamo, il sindaco aveva proprio fatto fare degli interventi lo scorso anno con dei lavori antisismici. Ecco. Ora è il momento di fare chiarezza. Noi abbiamo provato, come dicevamo, anche a sentire l'opinione, tra questi anche una persona che ha salvato probabilmente altre vittime, Stefano, che era una persona che lavorava lì vicino, che proprio aveva sentito un rumore di un boato, era sceso in strada e la sua macchina l'aveva messa proprio la sera stessa, proprio mentre accadeva quello che poi è stato il dramma, e la protezione delle auto che stavano arrivando. Ecco, noi l'abbiamo sentito e probabilmente ha salvato altre vittime che potevano finire nella stessa voragine dove sono morti appunto Leone e Francesco. Con questa intervista a questo testimone restituisco la linea allo studio. La possiamo un po' definire un po' l'angelo che in qualche modo ha impedito che ci fossero più vittime ieri. Sì, praticamente noi siamo usciti di casa, io e mia moglie, che dovevamo andare a fare delle commissioni. Siamo arrivati alla fine della via, che poi ti metti sul statale o sul ponte, e abbiamo trovato un ragazzo che ci ha fermato, ha detto: guarda, il ponte è caduto, è crollato, e lui stava già cercando di fermare altre macchine che sopraggiungevano, e noi ci siamo messi praticamente distinto, mi sono messo di traverso per bloccare delle macchine che stavano sopraggiungendo, perché non si vedeva niente, c'era buio totale, e niente, distinto, ho bloccato altre macchine in modo che non succedesse quello che in pratica è successo un po' prima. Ecco, lei non ha sentito solo gran rumore, di che cosa ha sentito di quei momenti? Cosa ricorda? Niente, perché siamo usciti, c'era già il rumore del fiume che era abbastanza in piena qui davanti, già faceva rumore perché sbatteva sulle piante, e non ci siamo neanche accorti del rumore del crollo del ponte in pratica. Alle persone che arrivavano cosa diceva? Queste chiedevano informazioni? No, niente, praticamente girano normalmente su questo ponte per attraversare e entrare in questa via che si chiama via Ecofermi. Anche noi, distinto, quando dobbiamo uscire giriamo per questa via e attraversiamo il ponte per entrare a Valdagno, nella zona che va verso l'ospedale. In quel caso io dovevo andare dall'altra parte, però sono rimasto anche un po' traumatizzato da vedere questa voragine che si vedeva e non si vedeva, perché proprio illuminazione zero. Ancora non sapeva che era successo? No, quello che c'erano già 2 vittime, io, per me, speravamo che non fosse successo niente. Purtroppo siamo venuti a saperlo dopo che ci sono state queste 2 vittime. Lei le conosceva? Personalmente no, ho sentito parlare, ho amici che conoscono e conoscevano il signor Nardon, scusi, sì. Però io principalmente non lo conosco, so che ha fatto anche del bene, perché facendo cose di elettronica ha dato a disposizione qui per la protezione civile, per vedere visualizzazione dell'acqua, però principalmente non conosco. Senta, lei che abita anche qui davanti, ha mai visto una situazione del genere? Era possibile, perché la domanda del giorno dopo è questa, era possibile prevenire secondo lei? Allora, io ho 52 anni, ho visto parecchie volte il fiume in piena, mai così, è una cosa fuori dall'ordinario. Anche la pioggia e il tempo che c'è stato era abbastanza, diciamo, diverso da quella situazione che c'è normalmente.
Senti, in questo momento il ponte è sequestrato, adesso c'è un'indagine in corso, verranno accertate le responsabilità, c'è una denuncia contro ignoti, ecco. Però è questa un po' la domanda, effettivamente era talmente straordinaria la portata dell'evento insomma, per poter prevedere, il sindaco sembra avesse in qualche modo fatto un'indagine antisismica meno di un anno fa. Non entro in questi discorsi perché sono un po' discorsi tecnici che penso abbiano già il suo iter. La portata dell'acqua era pressoché grossa e quindi già andando all'acqua e la macchina vedevi che arrivava sta acqua, indescrivibile situazione. Lei in questo momento è in attesa di una convocazione di carabinieri? Ecco. Sì, mi hanno chiamato che devo presentarmi in caserma perché non so se sono stato uno dei primi che ha chiamato le forze dell'ordine. Nel frattempo che io ero messo di traverso sono arrivati i vigili e hanno transenato l'altra parte del fiume, però poi sono arrivati una pattuglia di carabinieri e abbiamo detto quello che è successo. Praticamente non sapevamo che era già successo il fatto delle 2 persone che sono decedute, però abbiamo detto che abbiamo bloccato eventuali vittime. Pratica. E lei in qualche modo come si sente sapere anche questa cosa? Dico, l'ho fatto distinto, cioè se succedesse ancora lo farei distinto, non è che ho fatto chissà cosa, anche per prevenire altra gente che poteva morire in pratica. Questa è la testimonianza raccolta da Daniele Garbina, la testimonianza, la voce di Stefano Zerbato che insomma, lo possiamo dire, ha salvato con questa sua prontezza, con questo suo istinto, ha salvato forse diverse vite umane. Ma noi rimaniamo su Valdagno, rimaniamo sulla serata, sulla notte terribile vissuta da Valdagno, ci sono tante altre testimonianze. Alle 8 circa, alle 8:07 è venuto giù. Ero andato a prendere la moglie a Novale e stavamo tornando, poi sono andato in casa. E ha sentito poi cosa? Seduto sul divano ho sentito tremare, pensavo fosse un terremoto, in realtà invece era il ponte che era venuto giù. Donato è passato 5 minuti prima che il ponte dei Nori crollasse. Si considera un miracolato. Una volta dentro casa ha sentito un boato, come un terremoto. A raccontarlo anche Laura, che abita proprio davanti al ponte. Eravamo sul divano, stavamo chiacchierando e abbiamo sentito come una scossa di terremoto abbastanza breve. In realtà non ci abbiamo neanche dato più di tanto peso. Da lì a poco abbiamo iniziato a sentire le macchine che inchiodavano, suonavano il clacson e gente che gridava in strada, e che ci siamo allarmati, ci siamo affacciati da quella finestra lì, insomma, perché comunque vediamo. E mio marito mi ha chiamato e mi fa: Laura, vieni a vedere, è crollato il ponte. I cittadini di Valdagno guardano attoniti la voragine che si è aperta sul ponte che porta al centro cittadino. Sotto il torrente Agno, ai massimi livelli, ancora impetuoso. Poteva accadere a chiunque perché è molto trafficato come tratto. Le telecamere di videosorveglianza cittadina hanno ripreso il momento in cui l'auto di Leone Francesco Nardon viene inghiottita dal crollo dell'asfalto. I soccorritori li hanno cercati fin da subito. Erano fermi in prossimità lì dove appunto è caduta l'asfalto, la voragine, e niente, sono stati inghiottiti successivamente che erano saliti in macchina, sono stati inghiottiti appunto dalla frana che si è allargata praticamente e ha coinvolto appunto la loro macchina e loro quindi sono stati trascinati via dalla forte corrente. Valdagno paga il prezzo più alto di questa ondata di maltempo. Oltre a 2 vittime si contano 8 frane nel territorio, scantinati, allagati. Una famiglia di 8 persone in via Murri è stata evacuata perché la loro abitazione è stata lambita da un fronte di fango che si è staccato dalla collina. E la frana è arrivata a appoggiarsi sulla casa dall'altra parte qua. E, diciamo così, il pericolo c'era, esiste, adesso ci sono i geologi che stanno valutando sopra qua il monte e se la situazione potrebbe peggiorare magari in questi giorni, perché mettono brutto tempo ancora. Una parte del comune è rimasta a lungo senza acqua visto che la condotta si è spezzata con il crollo del ponte. Il sindaco di Valdagno ha fatto richiesta dello stato di emergenza.
Mentre possiamo parlare di una tragedia sfiorata a Schio, una bimba con autismo è sfuggita al controllo della madre scivolando dalla strada lungo il torrente in piena. Vagava pericolosamente sul greto del torrente Leogra a Schio una bimba affetta da autismo che era sfuggita al controllo della madre mentre effettuava controlli medici in un ambulatorio. È stato il pronto intervento di carabinieri e vigili del fuoco allertati da un passante a salvare la piccola che dopo essere scivolata dalla strada in prossimità del ponte di Magrè rischiava di essere trascinata via dalla piena. Provvidenziale la presenza dell'elicottero Drago 149 già sul posto per l'emergenza maltempo che è stato dirottato lungo il torrente assieme a sommozzatori e agli operatori speleo-fluviali. La bimba appena soccorsa è stata avvolta nel maglione e una mantellina dai soccorritori e portata per ulteriori accertamenti all'ospedale di Sant'Orso. Non solo Valdagno, tutta la Valle del Lagno è stata colpita, questa è la situazione tra Brogliano e Cornedo. Questi sono 50-60 metri di argine che è stato completamente eroso, la pista ciclabile è crollata, adesso ho appena emesso l'ordinanza di chiusura di questo tratto di pista ciclabile, adesso con i tecnici stiamo verificando tutto il tratto di pista ciclabile da Valdagno fino a Brogliano per vedere se è in sicurezza e eventualmente emetterò nelle prossime ore un'ordinanza di chiusura completa. Ecco, l'invito che voglio fare alla cittadinanza è di non essere curiosi, di venire a tutti i costi a vedere queste macabre situazioni. Dopo la furia degli elementi nella notte, la tregua del giorno ha permesso ai soccorsi di intervenire con efficacia nei punti sfondati dalla violenza delle acque. Dopo una fase di calma apparente, anche qui sono caduti oltre 50 mm di pioggia in circa un'ora, un quantitativo fuori scala che ha fatto temere il peggio lungo gli argini del torrente Agno. Alle 8 meno 10 meno un quarto veramente ho temuto il peggio e eravamo tutti in apprensione sui luoghi, in centrale operativa, con le forze dell'ordine e con le famiglie soprattutto che abitano limitrofe all'argine dell'Agno. È stata una situazione che io non avevo mai visto. Un'ondata di piena che dopo Cornedo ha travolto gli argini e tutto ciò che incontrava anche nel territorio di Brogliano. La seconda briglia nei pressi del ponte principale è stata spazzata via, trascinando completamente anche la spalla che ancorava all'argine il muro di contenimento dell'opera idraulica, una cosa mai vista. Alto a questi livelli mai, però molto vicino l'avevo visto più volte. Però la velocità che aveva l'acqua in quel momento ho detto qui c'è qualcosa che non funziona. E abbiamo subito chiuso il ponte perché non mi sentivo di correre questo rischio e fatalità abbiamo messo anche un operatore della protezione civile proprio nel punto in cui è crollato l'argine in modo che i curiosi non andassero in quella zona lì. Ancora in corso la conta dei danni, ma soprattutto ora la priorità è ancora la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo diverse strade che sono state divelte dalla forza d'acqua, quindi stiamo facendo le ordinanze di chiusura. Abbiamo già la squadra operai nostri, i volontari della protezione civile alpina e anche diverse aziende che stanno lavorando per renderle quantomeno transitabili. Ecco che la sistemazione definitiva e qui ci salverà l'aiuto degli enti superiori che spero ci riconoscono questo evento veramente tragico. Torneremo sul maltempo, su questa ondata di maltempo più tardi. Vi ricordo soltanto che la Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, come ci ha anche riferito il nostro Daniele Garbin da Valdagno. La cronaca adesso ci porta a Padova, ve l'ho anticipato in apertura, c'è un sequestro record di droga, ma ci racconta tutto Valentina Visentina con Cristian Roque Alende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. 100 kg di droga tra cocaina, marijuana e hashish. Questo è il quantitativo record trovato dagli uomini della squadra mobile di Padova che sono andati a colpo sicuro. Sapevano che all'interno dell'abitazione era arrivato un carico importante. L'abitazione che si trova in un comune della cintura urbana di Padova dove abitava un 36enne albanese che è stato arrestato. Gli uomini della squadra mobile l'hanno atteso mentre usciva di casa.
poi si sono fatti riaccompagnare all'interno dell'abitazione, vedendo che l'albanese era molto nervoso quando loro si avvicinavano al divano. È proprio lì che poi hanno cercato, e nascosto nell'imbottitura hanno trovato il primo carico di droga, 38 kg di cocaina purissima, suddivisa in panetti già numerati e quindi molto probabilmente pronti per essere già suddivisi tra i vari spacciatori, piccoli spacciatori della città. Poi dall'abitazione dell'albanese si sono spostati in quella di un padovano nel quartiere Guizza, con cui sapevano esserci un legame tra i due, e qui hanno trovato il secondo carico. Hanno trovato delle chiavi di un'auto parcheggiata nel parcheggio condominiale, dove c'erano dei borsoni. All'interno di questi borsoni il secondo quantitativo importante, 65 kg di hashish, altri 2 di cocaina e 1 chilo di marijuana nascosti in alcuni borsoni, e quindi anche questi già pronti per essere smerciati. Droga purissima, quindi che sarebbe stata ulteriormente tagliata e suddivisa in dosi, e che quindi avrebbe fruttato la stima di circa 7 milioni di euro. E visto l'ingente quantitativo, era droga sicuramente destinata a tutta la regione Veneto, quindi non solo alle piazze padovane, e quindi un importante carico di droga che è stato tolto dal mercato. Sono state perquisite le abitazioni anche di altri 3 albanesi, mentre si cercano 3 tunisini che potrebbero essere complici, ma sono senza fissa dimora e risultano attualmente irreperibili. Questo per quanto riguarda questo sequestro record. C'è anche un'altra notizia di cronaca arrivata pochi minuti fa. Si torna sempre a parlare di minori protagonisti della cronaca, perché 2 minorenni sono stati rintracciati dai carabinieri dopo che avevano commesso un furto in una abitazione di Brusegana. Sono stati trovati in auto con altre persone, riconosciuti grazie anche alle telecamere che avevano ripreso il furto. Sono stati denunciati alla procura dei minori di Venezia, e nell'auto avevano anche le chiavi alterate e i grimaldelli utilizzati per il colpo. Adesso da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Valentina Visentin con Christian Roque Alende. Rimaniamo a Padova, perché dopo le numerose segnalazioni dei residenti, il questore ha disposto i controlli in un negozio etnico di Piazza De Gasperi. Al controllo hanno partecipato anche la Guardia di Finanza, il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro, il Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale e dei loro derivati. Identificato il titolare cinese e 6 lavoratori, avviata una verifica fiscale. Lo Spisal ha riscontrato la mancata individuazione della responsabile della sicurezza, e per questo il titolare dovrà pagare una multa e il negozio sarà temporaneamente chiuso. Sempre nel Padovano, ma ci spostiamo a Selvazzano Dentro, dove è bufera, vera e propria bufera, perché il sindaco Claudio Pirone e un consigliere comunale di maggioranza risultano indagati. Nel mirino c'è una mozione votata da entrambi a fine luglio 2024 relativa alla costruzione di un canale scolmatore da parte del consorzio di bonifica. Io sono molto tranquillo e sereno, il nostro modo di operare è iscritto in tutto il mio impegno civile di una vita, ma è iscritto soprattutto nella modalità che è propria di un'amministrazione comunale che governa con atti pubblici. Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione elettorale, abuso d'ufficio. Con questi capi di imputazione risultano iscritti nel registro degli indagati il sindaco di Selvazzano Dentro, Claudio Piron, che si dice sereno e afferma di non avere ancora ricevuto un avviso formale, un giovane consigliere comunale di maggioranza, Antonio Fortin, e i genitori di quest'ultimo, tra cui Paolo Fortin, ex sindaco del comune. Nodo del contendere il percorso del nuovo canale scolmatore, opera del consorzio di bonifica Brenta. Parte di questo interesserebbe terreni di proprietà della famiglia del consigliere comunale, da cui l'indagine della procura, che si è concentrata su una mozione presentata da Fortini in consiglio comunale a luglio 2024, ritenuta in conflitto di interessi del consigliere di minoranza Marco Destro, candidato sindaco con la lista civica Noi Selvazzano, che ha presentato un
esposto al prefetto. Al prefetto, spiega il sindaco Piron, l'amministrazione ha risposto. Noi abbiamo risposto che sta nella libertà di ogni consigliere produrre una interrogazione ed è un atto legittimo, quindi il prefetto stesso ha detto che sarebbe stato opportuno che il Fortin non votasse quella proposta, ma non ha detto illegittimità. Piena fiducia nella magistratura, ribadisce il sindaco Claudio Piron, piena disponibilità a fornire atti e documenti necessari a fare chiarezza. La realizzazione del canale scolmatore crea preoccupazioni nei cittadini di Selvazzano, che hanno dato vita anche a un comitato e raccolto firme. Parliamo di un canale largo 9 metri, è evidente, credo, ad ogni cittadino che dove passa vicino alle case qualche allarme lo possa creare, anche perché comunque Selvazzano come Rubano in alcune zone va già sotto acqua. Nel frattempo, contattato telefonicamente il consigliere di minoranza Marco Destro, che ha chiesto le dimissioni del sindaco Pirone e del consigliere Fortin, ha preferito non rilasciare dichiarazioni al microfono. Si terrà martedì prossimo alle 16:30 in chiesa Preganziola la messa in ricordo della piccola Emca Cestaro, morta a soli 5 anni per una grave emorragia cerebrale. La piccola era la figlia di Gianni Cestaro, imprenditore molto noto in zone politico locale, già candidato a sindaco per il centrodestra alle ultime amministrative. Emka viveva con la madre Tatiana in Slovacchia, a Pezinok, vicino Bratislava. Qui è avvenuta la tragedia, inutili tentativi di salvarla da parte degli operatori e dei medici slovacchi. Quindi martedì in chiesa Preganziola la messa in ricordo di questa piccola. Il GIP di Venezia ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il cittadino tunisino 33enne indagato per le violenze nei confronti di una donna 32enne italiana sequestrata per 5 giorni in un palazzo abbandonato a Mestre. L'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. I capi d'accusa formulati dal PM sono lesioni, sequestro di persona e violenza sessuale. I carabinieri che indagano sulla vicenda sentiranno la donna ricoverata in ospedale a seguito di questi fatti. Alle 18 di domani, alle 18 di oggi, sotto l'ex Telecom di via Carducci a Mestre, si terrà una manifestazione organizzata contro la violenza sulle donne dopo questo ennesimo fatto. Quindi questa sera alle 18 sotto l'ex Telecom di via Carducci a Mestre. E rimaniamo purtroppo in tema di violenza di genere, di violenze sulle donne, perché un giovane universitario macedone è nei guai dopo aver palpeggiato una ragazza e picchiato la sorella. I fatti sono avvenuti a Trieste. Prima ha palpeggiato il sedere a una ragazza, poi ha sferrato un pugno alla sorella, mandandola all'ospedale. Il grave episodio di cronaca è avvenuto la settimana scorsa nella birreria Spiller in riva Nazario Sauro. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, 3 studentesse si erano recate al locale per la pausa pranzo. Il luogo è spesso frequentato da universitari. Mentre le giovani donne, 2 sorelle e un'amica, stavano consultando il menù nell'atrio, una delle 2 sorelle si è sentita chiaramente palpeggiare il fondoschiena. La ragazza si è voltata e ha visto un giovane che, dopo aver compiuto il gesto, faceva finta di nulla, entrando poi nel bar. La ragazza, in quel momento in preda a un forte mal di gola, non riusciva a parlare, ma la sorella e l'amica, testimoni del fatto, hanno cominciato a urlare in direzione del ragazzo. Questi continuava a far finta di niente e si è accomodato al bancone, seguito dalle 2 ragazze che gli chiedevano spiegazioni. Lui ha mantenuto un atteggiamento indifferente, ignorando le giovani. Le studentesse allora hanno continuato ad accusare l'uomo davanti agli avventori del locale e al personale dipendente. A quel punto il ragazzo si è arrabbiato, si è alzato dallo sgabello e, dopo aver minacciato le ragazze, ha sferrato un pugno alla sorella della vittima del palpeggiamento. La giovane è stata colpita al collo, sul lato sinistro. A quel punto è intervenuto il personale della birreria, che ha bloccato il ragazzo e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza. La ragazza ferita è stata portata subito in ospedale in codice arancione. Il malintenzionato, anche lui studente, di nazionalità macedone e in Italia con visto scaduto ma in corso di rinnovo, è stato portato dai militari dell'Arma alla caserma di via Ermet. I carabinieri lo hanno denunciato per i reati di lesioni e violenza sessuale.
Ritorniamo con Lucio Zanato in diretta in via Castelmenardo. Via Castelmenardo, lo ricorderete, teatro dell'aggressione brutale, letale a Francesco Favaretto, morto nel dicembre scorso, aggredito dal branco. Ieri sera proprio in via Castelmenardo, una delle stazioni della via Crucis, le parole del vescovo, parole davvero forti, importanti in questo momento segnato da tanta violenza giovanile, ma ci racconta tutto, lo vedo da via Castelmenardo, Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, ieri sera si è tenuta via Crucis qui a Treviso, devo dire molto partecipata perché il Duomo era gremito e poi lungo il percorso si sono aggiunte molte altre persone, molti altri fedeli. Diciamo che così a spanne oltre 2000 persone hanno seguito la via Crucis del Vescovo, ma soprattutto dei giovani che hanno scritto praticamente le riflessioni in quelle stazioni che sono state sostanzialmente 4 stazioni che dopo essere partiti appunto dal Duomo. Adesso Renato Capoia dovrebbe aver fatto partire le immagini, il crocifisso ligneo è partito proprio dal Duomo e poi successivamente sceso lungo via Canova, fermandosi prima con l'incrocio di Porta Fra Giocondo e poi successivamente dal Beato Enrico, a seguire davanti alla chiesa di Sant'Agnese in Borgo Cavour e poi dopo un lungo passaggio attraverso proprio il centro storico di Treviso si è arrivati qui in via Castelmenardo. E qui c'è stato un momento particolare con i giovani che hanno rappresentato sostanzialmente il lavarsi le mani proprio nel ricordo della via Crucis con Ponzio Pilato, il lavarsi le mani di fronte agli ultimi, il lavarsi le mani di fronte ai gesti di violenza che ci passano davanti, il lavarsi le mani di fronte anche a un malessere che è quello soprattutto della diciamo così della generazione giovanile in cerca probabilmente di futuro, oltre che naturalmente di un'identità. Queste sono state le riflessioni dei giovani, ma poi è stata anche la riflessione del vescovo Tomasi, che ha ascoltato in silenzio le riflessioni e poi naturalmente ha pregato con i giovani e con tutti i fedeli. In particolare, devo dire, particolarmente toccante la scena in cui tutti hanno spento le loro fiaccole, le loro fiammelle, per poi riaccenderle nel simbolo della speranza, della rinascita. E proprio sul tema della rinascita, ma anche di questo pellegrinaggio all'interno della città, del sentire i giovani, che i giovani poi sentano anche la città, è stata la riflessione finale del vescovo Tomasi una volta rientrati in Duomo per il bacio al crocifisso. Allora sentiamo un pezzo della sua riflessione finale e poi linea allo studio. Un modo diverso di abitare Treviso da pellegrini di speranza verso la speranza, seguendo la croce. E i nostri giovani ci hanno fatto pensare, ci hanno fatto riflettere, ci avete esposto le paure, i desideri, i sogni e anche la grande fede che vi anima. Questo modo diverso di abitare la nostra città diventi un simbolo, uno di quei simboli accanto a quelli che voi ci avete presentato questa sera, senza far finta che sia diversa da com'è, vedendone i lati buoni, belli, i lati dolorosi e faticosi, le contraddizioni, le fatiche, ma sapendo che possiamo camminare per le sue vie, viverla con lo stesso spirito di Cristo che ha portato il peso ma è risorto e con noi cammina in questa città. E forse nel chiuso delle nostre mura guardiamo al mondo, accogliamo il mondo tra queste mura. E rimaniamo a parlare di violenza giovanile, uno dei fatti più gravi e eclatanti degli ultimi giorni, delle ultime settimane a Santa Maria del Rovere, con quella brutale aggressione ai danni di un titolare di un money transfer, un cittadino bengalese. Ebbene, sono stati identificati 2 aggressori, si tratta di 2 diciassettenni, l'operazione da parte della squadra mobile.
Dopo 9 giorni dalla violenta aggressione al titolare del money transfer di via 55° Reggimento Fanteria a Santa Maria del Rovere, gli uomini della squadra mobile hanno dato un nome ed un volto ai responsabili. Si tratta di 2 diciassettenni stranieri residenti a Treviso e Villorba. I giovani dovranno rispondere di lesioni personali in concorso. La polizia ha anche identificato un terzo minorenne che avrebbe solo assistito al pestaggio e per questo motivo non sarà denunciato. Un episodio gravissimo che era stato ripreso da una telecamera interna al negozio. Immagini brutali, in un attimo l'inferno, calci e pugni sia al titolare del negozio che ad un cliente. Tutto è scoppiato perché i giovani erano stati redarguiti, un rimprovero che ha scatenato la furia dei 2 ragazzini. Siamo sempre al lavoro con le forze dell'ordine per prevenire questi episodi, ha commentato il sindaco Mario Conte appena saputa la notizia. È anche bello vedere che ci sono delle risposte da parte delle istituzioni tempestive e quindi ringrazio le forze dell'ordine, nello specifico la Questura di Treviso, perché anche in questo caso, con il supporto anche dell'amministrazione comunale, sono riusciti a individuare i responsabili, a denunciarli. Adesso manca l'ultimo elemento, certezza della pena. I responsabili di questa aggressione devono pagare la loro pena, perché diversamente tutto il lavoro di indagine e anche di prevenzione rischia di diventare vano. Noi continueremo a lavorare sulla prevenzione e sul presidio del territorio, ha poi terminato il sindaco Conte. Rimangono impresse ancora una volta quelle immagini terribili di un pestaggio tanto violento quanto ingiustificato e le parole della moglie del titolare Nahar: hanno picchiato mio marito per 30 minuti, aveva la testa rotta. La ferma condanna del sindaco Conte e dell'intera comunità trevigiana che dice basta a questa violenza. Giovani e giovanissimi che a Bassano del Grappa sono protagonisti di scorribande sui tetti. C'è anche una denuncia. È il muro del Belvedere in piazza Terraglio a fare, non da oggi, da facile via di accesso ai tetti delle abitazioni sulla riva sinistra del Brenta. Le scorribande viste nei giorni scorsi non sono una novità. Già una decina di anni fa le arrampicate si verificavano in pieno giorno. Chiediamo che impediscano l'accesso al tetto della proprietà, poiché il muro di cinta del comune agevola l'accesso illegale e quindi le persone possono salire serenamente, camminare sul tetto, creando disagi, danni alle grondaie piuttosto che ai coppi che vengono rotti. Noi dobbiamo porvi rimedio, da tanti anni chiediamo alle varie amministrazioni di intervenire, ma non hanno mai dato nessuna risposta. Intanto è partita una denuncia formale per violazione di domicilio. Con mia madre ci siamo recati dai carabinieri, abbiamo fatto denuncia portando anche come prove di quello che è successo in tutti questi anni una relazione che avevo presentato già nel 2013, nel 2016 in comune, e allegando anche i video che comunque sono reperibili in rete che avete girato voi in questi giorni. Il Comune starebbe pensando a delle modifiche strutturali nell'area del Belvedere, abbassando di una trentina di centimetri il piano di calpestio. Non è sufficiente per impedire l'accesso ai vari tetti. Questa cosa qua non è un problema solamente perché i ragazzi cadono, che nessuno vuole che succeda, ma è proprio un danno costante che abbiamo alle nostre coperture. In attesa che gli autori dell'ultima bravata vengano individuati, resta valido un appello. Da madre mi vengono i capelli dritti perché, come le dicevo, anch'io ho dei figli giovani e spero sempre che non gli venga in mente di fare queste bravate. Direi che ci sono tanti modi di divertirsi, se vogliono fare parkour che vadano a farlo in situazioni più protette. Poi posti belli da vedere ce ne sono tantissimi, non è necessario andare sopra un tetto. Insomma, una moda molto pericolosa. A Montebelluna, blitz dei Carabinieri, è stato arrestato un baby pusher, soltanto 18 anni, il classico ragazzo insospettabile. In casa aveva nascosto marijuana, hashish ed un iPhone rubato. Insospettabile e incensurato, un 18enne è finito nei guai. Dovrà rispondere dell'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico illecito di droga. In questo caso hanno identificato un giovane acquirente che aveva appena acquistato una piccola dose di hashish. Attraverso di lui si è arrivati al cosiddetto pusher, che è questo 18enne
diciottenne, e nel corso della perquisizione in casa sono stati trovati numerosi grammi di hashish, di marijuana e alcuni soldi che ci fanno comprendere, insomma, che potrebbe essere un'attività di smercio già avviata. Gli acquirenti che contattavano il diciottenne sono coetanei, un piccolo pusher locale a cui si rivolgevano per lo più giovanissimi. Il blitz dei carabinieri è scattato nel pomeriggio. Gli uomini dell'Arma di Montebelluna si sono presentati nell'abitazione del ragazzo. Nascosti in casa sono stati trovati circa 140 grammi di hashish, 520 grammi di marijuana suddivisi in più contenitori e 150 euro in contanti. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il diciottenne posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista nei prossimi giorni. Inoltre è stato denunciato per ricettazione. Tra gli oggetti rinvenuti a casa, i militari hanno sequestrato anche un iPhone rubato lo scorso 15 giugno 2024. I carabinieri di Montebelluna sono ora al lavoro per accertare eventuali collegamenti tra il diciottenne ed altri episodi di furto e spaccio nella zona. Carabinieri che stanno anche indagando sulle fiamme divampate al consultorio di Via Montello a Treviso, fiamme con ogni probabilità dolose. Questo incendio però ha provocato e sta provocando parecchi disagi. Direttore, ma che cosa è successo? È successo un incendio appunto nel consultorio dove c'è il servizio di neuropsichiatria infantile in Via Montello e da quello che sembra è un incendio doloso. Devo ringraziare i vigili del fuoco, sono stati bravissimi e celeri, e qualcuno ha tentato di appiccare il fuoco a una tenda che comunque, essendo ignifuga, non prende fuoco, e poi si è riposizionato su un'altra stanza e ha dato fuoco alle carte, e quelle ovviamente hanno preso fuoco. Il cartello emblematico fuori dallo storico consultorio pubblico di Via Montello a Treviso testimonia quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì. Qualcuno ha volutamente appiccato le fiamme nella stanzetta della fotocopiatrice, provocando l'evacuazione immediata di tutto lo stabile. Segnale forse dell'insofferenza nell'utilizzo di questa sede di proprietà comunale decisamente datata, ma pur sempre quotidianamente gestita da una trentina di operatori e frequentata da un considerevole numero di donne incinte e bambini, che ora e per almeno qualche settimana dovranno appoggiarsi ai distretti della cintura urbana di Treviso, giusto il tempo di recuperare nuovamente, anche seppur temporaneamente, gli uffici di Via Montello. I nostri operatori di servizio, fatta la bonifica di circa fra 10 giorni, rientreranno per 3 settimane. Poi andremo nella nuova sede all'interno dell'ospedale di Treviso, una sede rinnovata, bella, ridente, e soprattutto avremo una bella sorpresa per le donne in gravidanza. Poi lo stabile tornerà in possesso del comune di Treviso, che ne deciderà la nuova destinazione d'uso, e c'è già chi chiede venga convertito in case per emergenza abitativa o, in accordo con l'ISRA, in appartamenti per anziani in co-housing, sulla stessa linea del vicino Tito Garzoni di Via Manzoni. E questo mentre le indagini proseguono, quindi a caccia ai responsabili per questo incendio doloso, mentre l'inchiesta è finita nell'Alta Padovana grazie alle telecamere e all'aiuto di diversi cittadini. Grazie a questo sono stati identificati 2 automobilisti che hanno danneggiato il patrimonio pubblico per poi scappare. La polizia locale del Campo Sampierese ha risolto 2 casi di fuga dopo danni al patrimonio pubblico. Grazie alla sinergia tra i sistemi di videosorveglianza e le segnalazioni di cittadini privati, gli agenti hanno identificato i responsabili. Il primo caso si è verificato a Piombino Dese, dove un camion ha danneggiato la recinzione degli impianti sportivi comunali. Il secondo, invece, è avvenuto a Santa Giustina in Colle, dove un veicolo è uscito di strada abbattendo i segnali stradali. In entrambi i casi le telecamere di videosorveglianza hanno registrato le immagini dei veicoli coinvolti, permettendo agli agenti di risalire ai responsabili. Questi risultati dimostrano l'efficacia del sistema integrato di sicurezza che abbiamo implementato nel territorio della Federazione, ha sottolineato il comandante della Polizia Locale, Antonio Paolocci. La collaborazione tra le forze dell'ordine e la cittadinanza è essenziale per garantire il rispetto delle norme e la tutela del patrimonio pubblico. I responsabili identificati dovranno ora rispondere delle proprie azioni e risarcire i danni causati alle strutture pubbliche.
Rimaniamo sulle strade del Veneto, andiamo in Treviso Mare, tra i comuni di Roncade e Meolo. Proprio a Meolo il sindaco ha preso una decisione, quella di spegnere l'autovelox. Autovelox, va detto, delle polemiche, ma la decisione è maturata dopo una serie di ricorsi e sentenze anche sfavorevoli. Certo non aiuta la normativa. Dal momento in cui si cominciano a perdere i ricorsi in continuazione, ci si espone anche a un potenziale danno erariale nei confronti dell'ente. Per questo motivo abbiamo deciso di spegnere l'apparecchiatura fintanto che, spero e auspico veramente nel breve tempo, arrivino chiarimenti. Autovelox in Treviso Mare, al confine tra Meolo e Roncade, spento temporaneamente dal comune veneziano. La mancanza di chiarezza a livello normativo tra apparecchi omologati e apparecchi autorizzati, accusa il sindaco Pavan, sta mettendo le amministrazioni in seria difficoltà. Inanellare sconfitte davanti al giudice di pace crea per l'ente un rischio, così che anche l'occhio elettronico, che tante sanzioni ha comminato in questi anni sulla via del mare, per ora viene chiuso. I ricorsi che venivano presentati dagli automobilisti, presentati al giudice di pace, venivano sempre respinti. Ora invece nell'ultimo periodo questo non accade più, ma bensì è ribaltata la situazione perché vengono invece accolti. Ne abbiamo già persi 10, che sono gli ultimi ricevuti. Sindaco che ribadisce la decisione, messa nero su bianco con ordinanza della polizia locale, è stata presa a malincuore. Ci vediamo costretti a riportare sulla strada un serio rischio, perché ricordo che per il nostro caso specifico lì, proprio in quel punto di Treviso Mare, sono morte diverse persone, ci sono stati tanti sinistri. Da qui la dura critica al governo. È evidente che l'unica risoluzione del problema è nelle mani di chi deve legiferare e deve far chiarezza su questa tematica. L'inerzia nel sistemare questo problema, perché ricordo che ormai è già passato un anno dalla prima sentenza della Cassazione, diventa un problema serio per gli amministratori locali. Riaperta ieri dopo una settimana di passione la Feltrina in entrambi i sensi di marcia. Come sapete era chiusa nel tratto tra Pederobba e Cornuda. Feltrina riaperta con un giorno d'anticipo e vista la concomitanza con gli spostamenti per la Pasqua, la notizia arriva come una boccata d'ossigeno per la viabilità della Marca Trevigiana. Alle 13.30 all'altezza di Cornuda la regionale 348 è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, ha fatto sapere Veneto Strade. I lavori di messa in sicurezza del sovrappasso, danneggiato una settimana fa dal passaggio di un mezzo pesante, sono stati conclusi celermente grazie allo sforzo di progettisti, tecnici e operai. Fatto molto in celerità, mi hanno accennato che non si poteva fare altrimenti visto la diagnosi fatta all'infrastruttura, però sono intervenuti, nel giro di una settimana si ripristina la viabilità e quindi plauso a Veneto Strade. La strada è di nuovo fruibile con un limite di portata di 44 tonnellate, mentre sulla provinciale 84 che corre sotto il sovrappasso danneggiato rimane in vigore il senso unico alternato fino al completamento dell'intervento definitivo. Malgrado la riapertura, da Veneto Strade spiegano inoltre che la situazione verrà comunque costantemente monitorata. Nel frattempo si sta già lavorando al progetto di ripristino completo del sovrappasso che sarà steso nelle prossime settimane, quindi si procederà all'appalto dei lavori. Fra poco andremo in pubblicità, soltanto il tempo di ricordarvi le notizie principali di giornata. La prima a Valdagno, ci riporta a Valdagno con l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vicenza per omicidio colposo plurimo. Per quanto concerne ovviamente la voragine che si è creata al Ponte dei Nori proprio a Valdagno, le immagini shock che insomma stiamo vedendo ormai da oltre 24 ore, 2 le vittime, padre e figlio. Vi abbiamo anche fatto sentire la testimonianza dell'uomo che di fatto ha evitato conseguenze peggiori e che ha bloccato il traffico non
appena si era creata questa enorme voragine, insomma quella che vedete, che state vedendo da oltre 24 ore a questa parte. E poi la notizia di un sequestro di droga a record a Padova, ben 100 i chilogrammi di droga sequestrati dalla squadra mobile di Padova, 2 le persone arrestate, un uomo italiano e un uomo albanese. Su questo ci ha aggiornato da Padova la nostra Valentina Visentina. Noi siamo pronti a ritornare con la cronaca, a ritornare sul maltempo. Fra poco entrerà anche un giovane volontario di protezione civile, ma appunto ci rivediamo fra pochissimo, c'è la pubblicità. Di nuovo in diretta per aggiornarvi su questo sabato a nord-est. Abbiamo iniziato da Santa Lucia di Piave con l'inseguimento folle che si è registrato nella notte, quest'auto che non si è fermata all'ALT dei carabinieri e che poco dopo si è schiantata contro un muretto. Si è appreso poco dopo che alla guida c'era un 32enne già noto alle forze dell'ordine, un senegalese che nei giorni scorsi era stato arrestato in flagranza di reato dopo aver rubato in un ristorante giapponese di Conegliano. Adesso si trova all'ospedale Cafoncello in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Chiaramente seguiremo anche questa vicenda nel corso della giornata. Io però vi porto a Padova, perché sono stati condannati anche in appello i genitori no mask di Padova che avevano denunciato la preside che nel 2020 voleva far indossare la mascherina al loro figlio, una sentenza che fa discutere. Anche la Corte d'Appello di Venezia ha dato ragione alla preside e alla scuola media Petrarca di Padova che durante il periodo del Covid erano stati denunciati da una coppia di genitori no mask che avevano accusato 3 dirigenti di violenza privata, maltrattamenti e reati per l'obbligo da parte del ragazzino di indossare la mascherina chirurgica durante le lezioni. I 2 genitori però si sono ritrovati imputati per il reato di calunnia nei confronti della dirigente scolastica, della vicepreside e del coordinatore della classe coinvolta, nonché accusati di falso per aver prodotto attestazioni non vere per evitare al figlio di utilizzare la mascherina come previsto dai regolamenti durante i mesi della pandemia. In primo grado i genitori erano stati condannati con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi a testa con la sospensione della pena, sentenza confermata anche in secondo grado nei giorni scorsi. La coppia dovrà risarcire le vittime con 10.000 euro a persona. La preside Concetta Ferrara, all'epoca dirigente dell'istituto comprensivo, ha annunciato che donerà la somma in beneficenza. La vicenda risale all'autunno del 2020. Gli studenti all'epoca potevano frequentare le lezioni solo con la mascherina. Per l'alunno in questione, che invece non la voleva indossare, era prevista la didattica a distanza e i genitori si erano rivolti a medici compiacenti fuori provincia per attestare presunte patologie del figlio per non fargli indossare la mascherina in classe. Rimaniamo nella città del Santo per parlare di furbetti dei rifiuti. Nel 2024, pensate, sono state staccate 1276 multe. Vedete che controlla, vede che il cassonetto c'è spazio e si tira fuori il suo materasso e lo va a buttare dentro il cassonetto. Questo è uno dei 1276 multati nel 2024 dalla Polizia Locale di Padova per nomadismo dei rifiuti, ovvero chi conferisce rifiuti fuori dal proprio comune o quartiere di competenza. Ma non solo questo, anche cittadini che invece di chiamare i servizi di smaltimento preferiscono abbandonare i rifiuti in strada. Tra loro anche chi non spreca un secondo del proprio tempo e getta l'immondizia direttamente dalla macchina. È tutto a posto, avete visto? Ecco, mentre percorre tranquillamente la strada, da 500 si vede che va di fretta. Fondamentali per identificare i furbetti dei rifiuti le telecamere che vengono posizionate nei luoghi più sensibili. Dal 2023 al 2024 le sanzioni sono raddoppiate, non come importo ma come quantitativo.
Quindi vuol dire che dobbiamo lavorare ancora tanto, siamo consapevoli che questo è un servizio che è molto efficiente, è un servizio che abbiamo fortemente voluto nel 2021 quando abbiamo introdotto queste 2 telecamere mobili. All'inizio del 2024 abbiamo raddoppiato il numero delle telecamere mobili e effettivamente purtroppo devo dire i risultati ci sono. È anche vero però che è un servizio che ci fa pensare che siamo sulla strada giusta, perché in alcune vie della nostra città siamo arrivati a 0 come rilevazioni nell'anno del 2024. Il maggior numero di violazioni sono state rilevate in via San Crispino con un totale di 588, poi seguono via Pescarotto con 157 sanzioni, via Savelli con 90, via Siracusa nel quartiere 5 con 80 e via Goldoni con 75. L'area con più sanzioni è quella della zona industriale. Il nomadismo dei rifiuti avviene principalmente nel quartiere 3, dove probabilmente, essendo vicino alla zona industriale, vicino appunto abbiamo i comuni limitrofi che vengono a scaricare questi rifiuti. E per cui abbiamo proprio nelle immediate vicinanze della zona industriale, via Savelli, via San Crispino, abbiamo una maggior concentrazione di abbandoni di rifiuti. Ritorniamo al maltempo e alla protezione civile. Lo facciamo con Nicolò Saccarola, che saluto e ringrazio. Mi ha raggiunto. Ciao a tutti, vi ringrazio dell'invito. Qui in studio. Nicolò Saccarola, che è neopresidente della protezione civile a Zero Branco e probabilmente il più giovane presidente di protezione civile in Veneto e in Italia? Penso di poter dire di sì. Possiamo dirlo? Penso di poterlo dire. Ho assunto l'incarico da qualche giorno, sono prima di me l'ex presidente e attuale vicepresidente Salvatore Carlozzo, che ha guidato il gruppo di protezione civile di Zero Branco per ben 24 anni, poco dopo dalla sua fondazione. Un gruppo solido, reattivo, numeroso, perché siamo una 50ina di volontari. È già operativo. Sì, operativi, formati, perché la formazione insomma, è per noi molto importante. Attivi in scenari nel nostro comune, ma in tutta la regione Veneto, e anche ma fuori. possiamo Ma dire di aver... Lo vedremo perché passeremo in rassegna proprio le attività della protezione civile di Zero Branco, ma prima ritorniamo al maltempo, ritorniamo nella Valle dell'Agno, in particolare a Recoaro, altra comunità, altro territorio colpito. Una bomba d'acqua che in un'ora ha messo letteralmente in ginocchio tutto il nord-ovest vicentino, la Valle dell'Agno per intenderci. Pioggia di intensità tale da smuovere intere fasce di terreno e farle crollare sulle strade. È il caso della provinciale 246 che collega Valli del Pasubio a Recoaro Terme, chiusa dopo la massa di terra, fango, rami e sassi che l'hanno completamente invasa. Il comune di Recoaro ha deviato il traffico lungo strade alternative, incapaci però di sostenere il transito di mezzi pesanti. Per l'intera mattinata si sono tenuti sopralluoghi nella parte a monte del frane e il sindaco Armando Cunegato è stato in continuo contatto con il prefetto di Vicenza, ma è chiara la sua esasperazione per un territorio, dice, sempre più abbandonato. Ha emerso tutto un insieme di problematiche, di danni che noi ne abbiamo ormai, vorrei dire, anche per esperienza qui a Recoaro, ormai non ne possiamo più di quanto che sta accadendo. Sono aggiunte parecchie frane, smottamenti, problemi anche sulle valli vallette che purtroppo l'incuria anche da parte di chi di competenza si sta abbandonando il territorio, e con tutti questi eventi atmosferici unici ormai, anche ieri, guardate che ieri è stata una cosa pazzesca essere qui, e purtroppo se non si riesce a prevenire e intervenire vivremo costantemente in queste condizioni. Ecco, questo io ripeto, sono esasperato perché abbiamo avuto già danni fra l'anno scorso e l'altro anno di quasi 4 milioni di euro e non abbiamo ricevuto nulla purtroppo dallo Stato, e abbiamo dovuto fare noi dei mutui per garantire una viabilità a chi abita nelle nostre contrade, ma non possiamo noi come comuni sopportare tutto quanto questo. Frane ovunque sparse in tutto il territorio del comune di Recoaro,
Recoaro. In centro città il terreno ha invaso la strada che porta al cimitero, a ridosso della scuola materna e dell'asilo nido comunali, con disagi per diverse famiglie. Qui abbiamo circa 6-7 famiglie che sono state isolate, però adesso stiamo provvedendo con una ditta qui locale di riaprire la strada in modo da dare accesso alle famiglie. Parlava prima della difficoltà adesso di riprendere le lezioni, perché ormai le lezioni riprenderanno tra martedì e mercoledì, e quella parte appunto letteralmente franata a ridosso della scuola materna. Come dovete fare adesso? No, io mi sento di poter dire che le lezioni riprenderanno regolarmente. Noi abbiamo un altro accesso alla scuola materna e anche all'asilo nido, quindi non vedo una preoccupazione così importante. Sono cicatrici importanti, avete sentito il sindaco di Recoaro che parla di risorse, di programmazione, del fatto che poi i risarcimenti, i ristori non arrivano, un riferimento in tal senso lo ha fatto ieri anche il presidente Zaia nel corso della conferenza stampa di Marghera. Qui con me però, ve l'ho già presentato, c'è un giovane presidente di Protezione Civile e bisogna però dire una cosa, al di là delle polemiche, al di là di tutto, la Protezione Civile c'è sempre, il volontariato si dà sempre da fare e la macchina dell'emergenza è ben oliata. Abbiamo visto numerose volte, sia purtroppo ultimamente ma anche negli scorsi anni, che soprattutto il sistema regionale di protezione civile della nostra regione funziona e è un faro che illumina, possiamo dire, tutta Italia. Purtroppo, come abbiamo visto ultimamente, il cambiamento climatico e quelli che sono gli eventi estremi che accadono evidenziano come gli eventi meteo che viviamo siano sempre più estremi, sempre più violenti e sempre più frequenti. Quindi questo, unito al fatto che il nostro territorio è un territorio fragile, è un territorio a rischio idrogeologico, a rischio frane, ci fa capire come la prevenzione sia fondamentale. Dico prevenzione perché la protezione civile non è solo emergenza. Non sono solo le attività che vediamo tutti i giorni quando succedono i problemi, sono anche azioni silenziose che spesso il cittadino non vede, sono addestramento, sono le uscite quotidiane dei nostri uomini e donne che vigilano sul territorio, vigilano sui rischi, esercitazioni sulle scuole. Vogliamo includere, cerchiamo di includere soprattutto i giovani perché sono loro il futuro, i miei coetanei. Ritorniamo sull'emergenza per l'appunto delle scorse ore, ritorniamo a Recoaro dove la nostra Vanessa Banzato ha raccolto anche altre testimonianze. Fervono i lavori al COC allestito nell'ufficio tecnico del comune di Recoaro, dove arrivano a raffica chiamate da cittadini vittime del maltempo delle scorse ore. Una decina di famiglie bloccate in casa dopo le frane che si sono abbattute in vari punti di Recoaro Terme. Lungo la strada che porta alla frazione Recoaro 1000 la gente è esasperata. Questa mattina avevamo una bella montagna di materiale qui. È stato scaricato dalla valletta là in cima, tra l'altro una valletta che non è nuova a questo tipo di problematiche, dato che questo è il quarto o il quinto anno che abbiamo problemi di questo tipo, per cui piogge abbondanti, improvvise, perché comunque quello di ieri è stato veramente un evento climatico eccezionale, che comunque dovremmo aspettarci sempre di più, visto il cambiamento climatico, anzi la crisi climatica, e ogni volta che succede porta giù, scarica moltissimo materiale. Quest'anno è stato decisamente peggiore, non abbiamo avuto soltanto il fango, la terra degli anni scorsi, ma anche molto più materiale pietroso. L'asfalto, come potete vedere, è stato completamente portato via dalla forza dell'acqua, che poi naturalmente è scesa, e abbiamo moltissimi danni anche in un campo coltivato lì sotto, se volete vedere, dove abbiamo avuto circa 20 cm di terreno che è stato completamente portato via dall'acqua. È rimasto soltanto lo strato sottostante, che era quello dove l'arato non era arrivato in profondità, ma quel campo lì che era stato seminato la settimana scorsa adesso è completamente devastato. C'è rabbia tanta e c'è anche tanta amarezza. Decisamente, perché appunto sono anni che gli scienziati parlano della crisi climatica, che ci dicono che dobbiamo essere pronti. Sappiamo che questa qua è una zona comunque a rischio idrogeologico da moltissimo tempo. Poco più in su siamo in Contrasandri, altre 3 famiglie bloccate e tanta la paura. Abbiamo avuto un po' di paura, sì, perché non ho mai visto una cosa del genere. Ecco. Eravate isolati voi? Sì, non potevate più uscire né niente? Perché ci hanno bloccato le macchine e tutto dentro in garage.
basta, non c'è altro da dire perché una cosa così mai vista. Ci racconta un po' come è successo, come vi siete accorti? Perché l'acqua ha cominciato a crescere sempre un po' di più e dopo tutto un colpo è venuto su tutta questa cosa, insomma. In tutto questo i residenti hanno una certezza. Non si può più pensare di tappare con il cemento, ma bisogna pensare in maniera sul lungo termine, in maniera scientifica, come affrontare questi problemi. Presidente Saccarola, è comprensibile questa esasperazione? È comprensibile anche dato dal fatto che comunque, come abbiamo visto, sempre più spesso quelle che sono allerte poi portano un problema, portano un'emergenza, quindi è comprensibile insomma, lo stato d'animo dei cittadini che vivono purtroppo questi problemi, però vorrei dire che i cittadini hanno un ruolo fondamentale in quello che è il sistema di protezione civile. Il cittadino non può essere visto solamente come una vittima. Il cittadino deve adattarsi a quelle che sono le buone pratiche di protezione civile. Quindi conoscere i rischi del territorio, conoscere quelle che sono le azioni preventive, anche semplicemente uscendo di casa vede il fosso confinante con casa sua ostruito, tagliare l'erba, vede un tombino tappato, levare le foglie, sono tutte piccole cose che però è ovvio non evitano il problema, perché purtroppo il rischio zero non esiste. Però riducono quelle che sono le conseguenze di questi eventi che abbiamo visto sono sempre più frequenti e sempre più violenti e portano con sé danni molto gravi. E sempre più imprevedibili. Esatto, sempre più imprevedibili. Ecco perché analizzare, ripeto, quelle che sono le criticità e le vulnerabilità dei singoli territori permette un'azione e una pronta risposta più efficace, perché non potendoli prevedere con largo anticipo, devo essere però sempre pronto a reagire quando dovessero succedere. Renato Capoia in regia, che ringrazio accanto a Antonio Pollo, vi sta mostrando le immagini, alcune immagini della protezione civile di Zero Branco al lavoro in vari teatri, però appunto farei di nuovo un passo indietro, ritornerei alla giornata campale difficile di ieri e ritornerei proprio nella sede della protezione civile a Marghera. C'è stata una conferenza stampa di Luca Zaia e dell'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, Zaia e Bottacin, che appunto hanno analizzato la questione, ma non solo. Zaia è tornato a chiedere più risorse per la sicurezza idrogeologica, usiamo 20 miliardi del PNRR, ha detto Zaia, e poi appunto Bottacin ha parlato dei dati record. Abbiamo la lanciata di Zaia, Renato? Dovremmo avercela, e quindi ecco, risentiamo le parole di Luca Zaia. Che dato lo stato d'emergenza a me sembra il minimo, visto che considerato quello che è accaduto, e in particolar modo c'è la perdita di 2 vite umane, che non è un fatto ordinario, quindi l'emergenza c'è tutta a 360 gradi, purtroppo anche con la perdita di 2 vite umane. Con 3.000 opere realizzate, tra i quali molti bacini di laminazione, 2 miliardi di investimento, abbiamo dimostrato che comunque la sicurezza aumenta con le opere. A livello nazionale chiediamo che si identifichi come priorità nazionale, magari potendo pescare, basterebbero una ventina di miliardi dai 235 miliardi del PNRR da distribuire alle regioni che hanno già opere pronte per essere cantierate. Abbiamo registrato il record assoluto del livello del Lagno al ponte di Brogliano, non si era mai visto il livello arrivare a oltre 30 centimetri sopra il massimo record precedente. A valle sono stati utilizzati i bacini di laminazione, quello di Montebello e quello di Trissino per quanto riguarda l'Agno, poi è entrato in funzione anche quello di Caldogno, quello sull'Orolo, ma stiamo parlando di un altro bacino idraulico, e ci sono stati i danni che avete visto. Bisogna semplificare le normative anche per poter fare le opere, perché sono opere salvavita e quindi non è accettabile che ci siano tutta una serie di passaggi che implicano delle tempistiche assolutamente lunghissime e inaccettabili se vogliamo salvare vite umane. Queste le parole di Bottacin, che chiede semplificazione. Saccarola,
Ma allora... Voi spesso magari vi sentite un po' tra lacci e lacciuoli. Ma allora, dal nostro punto di vista la Regione Veneto ha fatto tutto quello che si poteva fare, nel senso che l'abbiamo visto con i fatti. Dal 2010, quando più di 200 comuni hanno avuto problemi, sono andati sott'acqua, la Regione del Veneto ha investito, ha messo a disposizione importanti somme di denaro per realizzare opere al fine di contenere gli effetti di questi problemi idrogeologici. L'abbiamo sentito ieri dal Presidente Zaia e dall'assessore Bottaccin, basta quello che è stato fatto? No, non basta, nel senso che è necessario rafforzare quella che è la prevenzione strutturale, è necessario investire sulla formazione continua dei volontari, è necessario, sono d'accordo con l'assessore, snellire la burocrazia, perché anche noi volontari siamo sommersi da quella che è la burocrazia. E è necessario anche sostenere il volontario giovane, nel senso che dobbiamo cercare di incentivare i nostri giovani, i miei coetanei giovani, ad entrarsi, a essere consapevoli di quelli che sono i rischi, ma essere consapevoli anche delle cose che possono fare. E che cosa possono fare? Allora, il cittadino ha un ruolo fondamentale e la partecipazione alla protezione civile, e quindi al volontariato di protezione civile, che si traduce poi in formazione e si traduce poi in sviluppare un senso di consapevolezza di che cos'è la prevenzione, di che cos'è il rischio. Questo riduce gli effetti e aumenta la resilienza e la consapevolezza. Questo è un messaggio importante. Tra l'altro, Renato, non so se possiamo mostrare questa immagine, l'avevo mostrata peraltro in presa diretta giovedì sera nel corso del telegiornale di Treviso, quando la situazione si stava complicando. Questo era il rilevamento della stazione di Staro in Valli del Pasubio, con 50 mm di pioggia caduti nell'arco di un'ora, un dato record. Questo sì è un dato record a Saccarola. Sono numeri importanti, è bruttissimo da dire, di cui ci dobbiamo abituare, e sono eventi che sono e saranno sempre più frequenti. È per questo che, ripeto, è importantissima la prevenzione e le azioni preventivi e che ognuno faccia la sua parte, perché solo così potremmo mitigare quelli che sono le conseguenze da questi purtroppo eventi che non possiamo in nessun modo evitare. Poi Saccarola, facciamo proprio un minuto di pubblicità, poi ritorniamo su quello che è il presidente di Protezione Civile più giovane del Veneto e forse non solo, e insomma ci racconterà un po' del suo percorso. A fra poco. Di nuovo in diretta, di nuovo con Nicolò Saccarola, presidente della Protezione Civile e di Zero Branco. Stiamo riflettendo su queste giornate convulse, giornate nuovamente di maltempo a nord-est. Sapete cosa è successo a Valdagno e dintorni, ve lo stiamo raccontando da ieri. E stavamo dicendo con Saccarola che di fronte a un'emergenza che ormai è strutturale, perché i cambiamenti climatici sono strutturali, ognuno deve fare la propria parte, ed è importante anche avere risorse giovani, risorse come appunto Saccarola, che ha soltanto 24 anni ed è il più giovane presidente di Protezione Civile in Veneto. Come è avvenuto il passaggio generazionale, Saccarola? Ci racconti un po'. Allora, io personalmente sono entrato in Protezione Civile e non avevo neanche 16 anni, ne avevo 15 e qualche mese. E sono entrato con curiosità. Vedevo queste donne, questi uomini con le loro divise gialle e blu sempre presenti nel territorio, sempre a fianco alla cittadinanza. Non mi è sembrato vero quando mi hanno detto che anch'io a 16 anni, anche se non ancora maggiorenne, potevo fare la mia parte, potevo entrare in questa famiglia. Ho preso la palla al balzo e il presidente da allora, Salvatore Carlozzo, mi ha accolto, mi ha
mi ha insegnato, mi ha trasmesso tutte le sue conoscenze, mi ha trasmesso le varie consapevolezze che è necessario avere, e ho sviluppato negli anni quello che era solo una semplice curiosità a quella che è invece oggi la responsabilità a dover guidare delle persone, a dover avere la responsabilità di portare avanti un gruppo numeroso che lavora, responsabile, e un gruppo sempre pronto ad accogliere nuove leve, perché è questo il messaggio della protezione civile. Lo slogan del Dipartimento Nazionale è: anch'io sono la protezione civile, tutti siamo la protezione civile. È per questo che è necessario. Questi eventi che vediamo questi mesi ci evidenziano come l'importanza di una protezione civile ben organizzata e pronta a intervenire sia fondamentale. Qui vediamo proprio il passaggio di consegne. Esatto, qui vediamo il passaggio di consegne con il sindaco Luca Dorighetto nei giorni scorsi, insomma, questo passaggio tra lei e il suo predecessore. Lei 24 anni, il suo predecessore 80? Sì, quasi 80 a luglio. Ecco, quindi certo. insomma è un cambio generazionale importante. Però lei non è l'unico. No, non sono l'unico, siamo giovani, una decina nell'organizzazione, quindi insomma siamo una bella squadra, giovani che hanno una grande esperienza, che hanno voglia di ascoltare e imparare, perché anch'io sono consapevole di non avere le capacità e le conoscenze che ha una persona anziana, con alle spalle anche un passato lavorativo, con alle spalle insomma più esperienza. Però sono altrettanto pronto, oltre che a portare il cambiamento, anche ad ascoltare quelle che sono le necessità. Saccarola, lei che percorso ha? Lei studia? Io studio, sono diplomato in architettura e ambiente, e ora sono studente di scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione. Cosa vede nel suo futuro? Il mio sogno è sempre stato quello di vestire la divisa, quindi oltre a quella della protezione civile anche quella della polizia. Ora sto portando, parallelamente agli studi in scienze giuridiche, porto avanti anche quella che è la preparazione per il concorso in polizia locale, e quindi ecco, sempre a fianco dei cittadini, insomma. No, è interessante perché chiaramente noi da cronisti raccontiamo spesso e volentieri gli episodi più gravi, la cronaca nera, la devianza giovanile, la violenza. Ieri sera c'è stata una via crucis a Treviso che di questo si è occupata, perché l'emergenza da questo punto di vista c'è, e come se c'è, perché insomma la cronaca è ostinata, i fatti sono ostinati e aprono, squarciano un velo a volte drammatico su una determinata situazione giovanile. Lei come la vede da giovane, Saccarola? Allora, mi piange il cuore sentire molto spesso ultimamente questo aumentare di fatti di violenza, di vandalismo da parte dei miei coetanei giovani, ma è altrettanto vero che noi sentiamo tanto questi, però ci sono altrettanti giovani che ci mettono l'anima e il cuore e sono delle brave persone, e noi su questi vogliamo puntare. E sono la maggioranza. E sono la maggioranza. E anche dal punto di vista dell'educazione, la protezione civile l'esperienza in protezione civile potrebbe essere ecco, un motivo di crescita e per evitare che la deriva, ecco, di alcuni giovani, anziché stare per strada a fare i vandali, a fare atti violenti. Venite in protezione civile a servire le persone, venite in protezione civile per aiutare le persone. Ecco, io volevo chiederle appunto un appello, ma l'ha già fatto, ma lo ripeta guardando la telecamera, okay. Proprio la telecamera 1, quella davanti a lei. Allora, dica quello che sente i suoi coetanei. Allora, la protezione civile non è solo emergenza, è prevenzione, formazione e comunità. Ed è un'occasione per tutti per diventare parte attiva del territorio. Non stiamo fuori per strada a fare atti vandalici, a rompere tutto, non è questa
non è essere bravi, questo è vigliaccaggine. Venite in protezione civile perché oggi più che mai invito tutti i cittadini, ma soprattutto i giovani, a farsi avanti, perché la sicurezza di tutti possa partire da ognuno di noi. Saccarolo. Grazie davvero, resti con me, siamo alle battute conclusive, ma resti con me. Tanta la cronaca, insomma, che vi stiamo raccontando, tanti fatti, ma non dobbiamo dimenticare che è Pasqua e quindi ci apprestiamo a trascorrere una festività che è segnata anche da rincari molto forti, e abbiamo un po' tastato l'umore questa mattina a Bassano. Sono gli ultimi acquisti prima del pranzo di Pasqua e della giornata di Pasquetta qui al mercato di Bassano. C'è un filo conduttore tra le persone che abbiamo intercettato, ovvero cali nessuno li ha visti nei prezzi. Questa Pasqua vi sembra un po' più cara? Non lo so perché di solito la spesa la fa mia moglie, però penso di sì. Lei che impressione ha sui prezzi pasquali? Ma francamente per adesso non mi sono accorto ancora di niente, ma è probabile che ci saranno degli aumenti, anche perché la società stessa costa sempre di più e di conseguenza c'è tutto il resto, insomma. È cara questa Pasqua? Costosa? Ma per me non è mica tanto cara, perché io non devo comprare niente del mio e ora la trovo cara. Siamo io e mio marito, ho comprato l'agnello e basta. Facciamo agnello e un po' di verdura. Ma più o meno dell'anno scorso? Ma credo di più, è aumentato tutto ormai e quindi penso proprio di sì, è tutto aumentato. Come sono i prezzi quest'anno, la Pasqua? Sì, come l'anno scorso, più o meno. Stabile? Sì, stabile. Non saprei giudicare bene perché è un bel pezzo che non uscivo a fare la spesa e tutto, ma mi sembra che da tempo ormai i prezzi sono in salita. Sempre più difficile per le famiglie. Abbordabili ma sempre cari, visto gli stipendi. I prezzi? Beh, diciamo che è cominciato dall'inizio dell'anno un aumento generale, un po' 4-5%, ho in mente i garden center, ma anche il mercato qua sì. Non è un momento, ma le preoccupazioni, l'instabilità politiche che si riflettono anche sui prezzi, c'è niente da fare. Siamo arrivati dalla Svizzera e forse per noi il concetto è differente, ma è tutto qui in Italia, nel nostro paese, molto caro e quindi facciamo gli auguri per semplificare a voi e a tutti i bassanesi. Ci vuole un po' di spirito svizzero ogni tanto. E che Pasqua sarà per i volontari? Sempre, insomma, sarà una Pasqua in allerta. Insegna sempre dell'allerta e del lavoro, anzi è occasione per rivolgere a tutti gli auguri di buona Pasqua anche ai colleghi delle province di Venezia, Padova e Vicenza, che nei giorni di Pasqua sono all'opera per aiutare le popolazioni colpite, che purtroppo non potranno festeggiare. Grazie Nicolò Saccarola, ripeto, il più giovane presidente di Protezione Civile nel Veneto. Grazie perché a voi va, per lo appunto, spazio. Grazie a voi. Va detto, ovviamente Saccarola, ci aggiorniamo. Le notizie del giorno, ve le ho dette, la Procura della Repubblica di Vicenza che ha aperto un fascicolo di indagine per la morte nella voragine al Ponte dei Nori a Valdagno di padre e figlio. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo plurimo, così dunque per quanto concerne la tragedia di Valdagno. Poi a Padova il sequestro record da parte della squadra mobile di 100 kg di droga, uno dei quantitativi più consistenti sequestrati di recente non solo nella città del Santo ma appunto in tutto il Veneto. E poi il follo inseguimento della notte a Santa Lucia di Piave con quell'uomo che non si è fermato all'alt dei carabinieri, è andato a sbattere contro un muro, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, non è in pericolo di vita, ma si tratta di un 32enne, se ne
senegalese già noto alle cronache. Soltanto pochi giorni fa era stato arrestato in flagranza di reato per un furto commesso in un ristorante giapponese di Conegliano. Su questo e tanto altro ritorneremo a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, alle 19 Venezia, alle 19:30 Treviso con Belluno. Dopo di noi c'è ovviamente il meteo, le rubriche del sabato e poi il film The Constant Gardener, La cospirazione, un thriller del 2005. Quindi un pomeriggio da non perdere su Antenna 3. Ringrazio dalla regia Renato Capaoia e Antonio Poll. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento.